www.cucina.it. Oggi faremo l'impasto per i pezzi di rosticceria siciliani. Gli ingredienti sono 800 g di farina 00, 200 g di farina di tipo 0, 500 ml di latte intero, 100 ml di acqua, 50 g di lievito di birra, 150 g di strutto, 20 g di sale, 100 g di zucchero, 2 cucchiai di glucosio, un cucchiaio di miele e una bustina di vanillina. Iniziamo a sciogliere il lievito nell'acqua. L'acqua deve essere tiepida. Una volta che abbiamo sciolto bene il lievito, iniziamo con tutti gli altri ingredienti. La farina, l'acqua con il lievito, lo strutto, il miele, e il glucosio. Iniziamo a impastare. Iniziamo a versare il latte lentamente. Con l'ultimo po' di latte che rimane aggiungiamo lo zucchero, il sale e la vanillina. Ho impastato per un quarto d'ora, adesso lo facciamo lievitare per 2 ore e lo copriamo con uno stoffinaccio. Abbiamo fatto lievitare il nostro impasto per 2 ore, adesso passiamo alle varie pezzature. Per i minion 30 grammi, per quelli normali 70 grammi. Mettiamo un po' di farina nel piano e pesiamo la pasta per i minion. Facciamo delle piccole sfere. Ora pesiamo quelli di 70. E facciamo una sfera. Abbiamo fatto le nostre pezzature, adesso facciamola lievitare per un'altra oretta. Di seguito troverete i link per completare i pezzi di